Buongiorno a tutti, è qui Franco Tosini che vi parla, responsabile del Centro Sperimentale Orto Floricolo Po di Tramontana di Veneto Agricoltura. Ormai ragazzi ci siamo, è arrivato quasi il 7-8 giugno, oggi ne abbiamo 4 e siamo tutti presi con le ultime operazioni, con le ultime sistemazioni, pulizie dei campi, scacchiature, raccolte, per far vedere a tutte le persone interessate, ai tecnici, agli agronomi, periti agrari, agrotecnici, ma soprattutto i produttori, gli amici imprenditori agricoli, per far vedere tutti i 50, oltre 50 ditte espositrici, 13 aziende che porteranno le attrezzature, i trattori, per far vedere le prove dinamiche in campo e quindi toccare e osservare gli attrezzi e le diverse attrezzature, cosa fanno nell'ambito ortofloricolo per le imprese medio-piccole del distretto Veneto. Vedremo, partirà la giornata il 7 giugno alle 9 con la registrazione partecipanti e poi partiranno due gruppi, uno interessato direttamente alle prove dinamiche in campo, gestito e coordinato e che descriverà tutte le macchine, il dottor Lorenzo Benvenuti, esperto del settore, meccanica e meccanizzazione in agricoltura, e il secondo gruppo partirà più tardi, che sarà gestito e coordinato dal sottoscritto, il dottor Tosini, che vi illustrerà tutte le prove sperimentali, che sono oltre 25, nell'ambito varietali e di tecnica di coltivazione del centro. Seguiteci ancora, ma mi raccomando, vi aspetto tutti il 7 e l'8 giugno, sperando che il tempo si assista e comunque non ci fermerà nemmeno il brutto tempo. Ringrazio ancora tutti quanti e vi aspetto il 7 giugno. Grazie ragazzi a tutti.